Siamo allo IOV, ma l'impatto effettivamente è quello di una sala da tè, insomma una sala da concerto, e invece, come potete notare, ci troviamo in una sala d'attesa proprio in corsia allo IOV, come dicevamo. Accanto a me c'è la direttrice generale, il direttore generale, la dottoressa Patrizia Benini, e alla mia sinistra invece il maestro Alberto De Piero, direttore artistico. Alle mie spalle, come potete notare, ci sono tre artisti, tre musicisti giovanissimi e veramente bravi. Noi siamo ormai qua da circa mezz'ora, un'oretta indicativamente in questa sala d'attesa, e abbiamo avuto la possibilità di goderci un concerto, così come tutte le persone che sono appunto in attesa di una visita medica oncologica. Direttore, lascio a lei la parola per spiegare questa stupenda iniziativa, e non è la prima volta che lo IOV insomma ha queste iniziative veramente lodevoli. Ma lo IOV ha avuto piacere di partecipare a questa iniziativa che è regionale, che è Musica in Corsia, patrocinata dalla Regione Veneto e organizzata dal maestro De Piero, perché ovviamente noi crediamo molto sull'umanizzazione delle cure, e l'umanizzazione non è solo parole, ma sono anche atti che fanno portare all'interno della struttura la città, anche per dare un segnale ai pazienti che qui stanno facendo un momento del loro cammino, ma l'augurio è quello di ritornare a una vita normale. Quindi anche qui avere dei momenti di normalità è una cosa buona. Qui abbiamo appena aperto la nuova sala d'attesa, molto ampia, molto accogliente, e questa ci dà anche la possibilità di accogliere questi momenti di familiarità. Quindi è cura, è alta tecnologia, è alta professionalità, ma il percorso oncologico ha bisogno anche di umanità e di una società che si fa vicina a chi in questo momento è qua. Dottoressa Benini, è corretto dire anche che grazie alla musica, e c'è veramente un ricco menù. Questa mattina abbiamo ascoltato da Albinoni, Ennio Morricone, adesso stiamo ascoltando una delle colonne sonore di un film stupendo, The Last of Mohican, cioè l'ultimo dei Mohicani, insomma Adele, addirittura Ed Sheeran. È corretto dire che la musica, con il suo potere, riesce anche a alleggerire la sofferenza e la tensione che purtroppo attendere certi tipi di visita insomma può scaturire nelle persone? Io credo che la musica, come tutti i gesti culturali, leggere una poesia, leggere un libro, nobilitano l'anima. Nobilitare l'anima vuol dire cercare anche di dare serenità, ma soprattutto se viene fatto da qualcuno che è al di fuori del tuo ambiente, vuol dire anche avere da parte degli altri un'attenzione, una capacità di accoglienza che aiuta, perché le persone da sole non possono affrontare momenti così importanti, così impegnativi come questo. E allora c'è la famiglia, ci sono i caregiver, ma avere vicino i volontari, gli assistenti e una società credo che sia un bellissimo segnale e anche un segno di futuro positivo. Un'umanità, lo sottolineo, non ci siamo accordati con il direttore generale, che si respira proprio anche grazie al personale. Io ho visto abbracci, ho visto persone, pazienti abbracciare e stringersi con i propri medici curanti. È veramente emozionante quello che state facendo, non solo qui allo IOV, maestro, ma lei mi diceva un qualcosa di itinerante insomma per tutto il Veneto, e questa è la 25esima ricorrenza del Musica in Corsia. Sì, infatti, come diceva il direttore, che ringrazio ovviamente per l'ospitalità a questo evento, Musica in Corsia è un progetto nato 25 anni fa, nel 1995, e è il primo esperimento a livello nazionale di musica qualificata per i pazienti. Proprio la finalità del progetto è quella di puntare all'umanizzazione del paziente, alla crescita umana della malattia e distrarlo proprio nel periodo della degenza. Il ciclo che abbiamo organizzato per quest'anno nella ricorrenza del 25esimo è appunto un ciclo che si è distribuito in ambito regionale, quindi dall'ospedale di Padova all'ULSS 7 Pedemontana con gli ospedali di Sant'Orso e Bassano del Grappa, poi l'ULSS 4 Veneto Orientale a Portogruaro e San Donà. Oggi siamo allo IOV, siamo stati all'ULSS 8 Berica di Vicenza e concluderemo il ciclo di concerti con l'ultimo concerto il 29 dicembre a Treviso, proprio in omaggio e in ricorrenza all'ideatore di questo progetto, che fu appunto Domenico Stellini. Maestro, non resta che presentare questi fantastici artisti che sono, dicevo, giovanissimi. Sì, ecco, per questa occasione oggi abbiamo questi tre meravigliosi musicisti. Ai violini abbiamo Paola Tessarollo,
Anna Vittoria Furlanetto e al violoncello Enrico Zambon. Bene, io vi ringrazio, se non ci sono domande dallo IOV è tutto, quindi grazie al direttore generale, la dottoressa Benini e al maestro De Piero per questo collegamento. A voi la linea.